Veneto, Maxi Blitz di Procura Antimafia e Guardia di Finanza, 50 arrestati, accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso e rapporti con i casalesi, gran parte degli indagati in Veneto orientale, arrestato anche il sindaco di Eraclea. La nebbia avvolge tutta la regione, disagi al traffico soprattutto in autostrada con incidenti e rallentamenti, in A31 un morto e un ferito grave, disagi anche negli aeroporti. Chiusa l'indagine sulle presunte mazzette per ottenere gli appalti per i lavori all'Università di Padova, in 16 a processo. Operazioni antiterrorismo in Trentino Alto Adige contro una cellula anarco-insurrezionalista, 7 le misure cautelari per i responsabili di una serie di attentati contro obiettivi istituzionali tra il 2017 e il 2019. Guerra all'autonomia, il manifesto shock dell'Ordine dei Medici di Bari fa infuriare la Lega. Questi sono messaggi che dividono, attacca da re a ring, critico anche il presidente di Confindustria Venezia. Il video messaggio di Manuel Bortuzzo dal letto del centro riabilitativo da Roma, dove si trova dopo aver lasciato l'ospedale, il sorriso e la forza del 19enne. L'appello di una mamma di Piazzola sul Brenta che chiede aiuto per una costosissima operazione per il suo piccolo Giovanni, affetto da una rara malformazione alla gamba. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. Dunque la cronaca in primo piano, la cronaca di un altro importante inchiesta della Procura di Venezia dopo quanto accaduto con l''ndrangheta la scorsa settimana, la camorra. Ancora una volta i tentacoli della criminalità organizzata che vengono scoperti in Veneto, nel veneziano in particolare, soprattutto in Veneto orientale. Un vero e proprio terremoto, ci sono 50 arrestati, un'operazione che ha visto dall'alba partecipare oltre non solo alla Guardia di Finanza ma anche 300 poliziotti e dunque tra i 50 arrestati anche il sindaco di Eraclea, Mirko Mestre. Davvero clamorosa l'operazione che adesso in questo momento il procuratore di Venezia Antimafia sta spiegando in corso ai giornalisti in una conferenza stampa. Allora togliamo per qualche secondo la nostra Ilaria Malchiori che sta seguendo la conferenza stampa proprio dal racconto del procuratore per farci dire così intanto in anticipo qualche dettaglio di questa clamorosa operazione. Ilaria, ci sei? Sì, buongiorno da Venezia, qui in procura, la Guardia di Finanza e la Polizia coordinate dalla DDA di Venezia hanno eseguito dall'alba 50 misure cautelari, 11 provvedimenti di obbligo di dimora e di altro tipo, sequestri per 10 milioni di euro. Dunque dopo l'operazione insomma della scorsa settimana, dopo l''ndrangheta, ora un duro colpo alla camorra. I destinatari del provvedimento sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri gravi reati. Tra gli arrestati c'è anche il sindaco di Eraclea, Mirko Mestre. Ricordiamo che gli arresti sono scattati a Venezia, a Casal di Principe, nel Casertano, e i destinatari, lo ricordiamo ancora una volta, sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'indagine è stata condotta dal GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste e della Squadra Mobile di Venezia. Subito questa mattina sono arrivati i complimenti da parte del governatore veneto Luca Zaia. Mi sento di ringraziare a nome di tutta la gente per il bene il procuratore nazionale antimafia e il procuratore distrettuale di Venezia Bruno Cherti per un successo nella lotta alla criminalità organizzata che contribuisce a portare sui nostri territori sicurezza, ordine e legalità. Oggi, ha concluso il governatore, la giornata comincia davvero nel migliore dei modi. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, allora Ilaria Marcari continua pure a seguire la conferenza stampa, la contiamo di collegarci con te appena sarà conclusa, è appunto ancora in corso, è iniziato peraltro da poco il racconto degli inquirenti di questa operazione. Tra i filoni di indagine anche l'ipotesi di rapporti con la politica e il voto di scambio, in particolare il rapporto con il clan dei casalesi. A coordinare l'inchiesta è il sostituto procuratore veneziano Roberto Terzo, mentre l'ordinanza con i provvedimenti restrittivi, oltre 1100 pagine, leggiamo in questo momento dall'ANSA, è stata emessa dal GIP Marta Paccagnella. Il blitz è scattato tra le 4 e le 5 di stamane con i primi arresti. Tutto ruoterebbe attorno al mondo dell'edilizia legato alle costruzioni lungo la costa adriatica veneziana, quindi da San Donà di Piave a Bibione, Caorle e oltre. Abbiamo visto che peraltro coinvolto anche il sindaco di Eraclea, Mirko Mestre, che era stato
eletto nel maggio del 2016 con una lista civica di centrodestra. Tutti gli aggiornamenti allora dovremmo ricollegarci alla fine del nostro telegiornale. In ogni caso questa sera, per avere il quadro completo della situazione, ci sono perquisizioni anche in altre province, anche in provincia di Treviso, ma probabilmente non solo in provincia di Treviso, ma lo sapremo fra poco. Intanto questa mattina il Veneto si è svegliato con un muro di nebbia che ha avvolto tutta la regione. Questo ha provocato numerosi problemi. Ci sono dei disagi in aeroporto sia a Venezia che a Treviso, ma soprattutto i disagi sono in autostrada con rallentamenti e anche purtroppo tamponamenti. In A31 la situazione peggiore. Sentiamo. La nebbia fitta ha tamponato il camion, ha rallentato, abbiamo rallentato tutti e lui no. 8:30, autostrada A31, nebbia fitta, visibilità sui 20 metri, il primo tamponamento poco dopo lo svincolo dell'autostrada 4 in direzione nord è il caos. Auto e camion incolonnati iniziano a rallentare a causa dei tamponamenti in serie. Alla fine se ne conteranno 4 in entrambe le direzioni. Una persona muore tra le lamiere della sua auto, numerosi sono i feriti. L'autostrada viene chiusa, chilometri che le code di veicoli intrappolati, le voci si ripetono, c'era un muro di nebbia. Pessimo, non si vedeva niente, era fitta. Lei da dove stava arrivando? Da Barbarano. È stata tutta così, tutto il tratto della 31? Sì, all'incirca sì. Stamattina sono partito da Tezze sul Brenta, ho caricato, sono andato in consegna in Riviera Berica e dopo sono tornato, ne ho un'altra da fare, però siamo bloccati. Arrivo dall'uscita di Agugliaro e sono diretto Bassano del Grappa, dovevo uscire a Vicenza Nord o Due Ville. Com'è la situazione nebbia? Pessima? Sì, molto brutta. Molto brutta, bisogna prendere atto che c'era la nebbia, forse dovuta anche al tempo. Andare piano. Sulla carreggiata al lavoro per ore gli agenti della stradale, i vigili del fuoco, i medici del SUEM, una giornata tragica. 20 metri di visibilità, non di più di 20 metri. Si sente fortunato a essere vivo qua a raccontarcelo? Penso proprio di sì, anche perché ci spera sempre di portare a casa la pelle tutti i giorni, no? E adesso un'altra inchiesta, l'indagine che si è chiusa adesso a Padova sulle presunte mazzette per ottenere gli appalti per i lavori all'Università di Padova. Sono in 16 le persone a processo. Chiusa l'inchiesta sullo scandalo Tangenti che nel 2017 travolse l'Università di Padova, l'indagine condotta dal pubblico ministero Sergio Dini ha portato a galla un sistema di ipotesi di tangenti e corruzione che coinvolgeva alcuni appalti. Gli indagati sono 16 7 impresari e 9 pubblici funzionari, accusati a vario titolo di corruzione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Secondo l'accusa, il comitato d'affari, così lo aveva definito il giudice per le indagini preliminari nella richiesta di misura cautelare emessa nel 2017, sarebbe stato guidato da un ex dirigente dell'area edilizia e sicurezza dell'università, che insieme a impresari gestiva i lavori di manutenzione nei palazzi e nelle sale operatorie con affidamenti diretti, senza mai mettere in gara il servizio e affidando le opere sempre a 1 o 2 impresari locali. In cambio l'ex manager universitario otteneva lavori nella sua casa di Valdagno, nel suo appartamento in centro storico a Padova e nei trulli che aveva acquistato in Puglia. Altri dipendenti dell'università sono indagati per abuso d'ufficio e turbativa d'asta perché avrebbero eseguito l'ordine dell'ex dirigente di prendere accordi con le imprese per fare gli affidamenti. Inoltre, senza ottenere nulla in cambio, velocizzavano i pagamenti agli impresari amici. A far venire a galla il sistema fu nel 2017 un esposto partito proprio dall'Università di Padova. Un blitz antiterrorismo di Polizia e Carabinieri è scattato in Trentino Alto Adige nei confronti di una cellula di presunti anarco-insurrezionalisti. Sono 7 le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Trento nei confronti di quelli che secondo gli investigatori sono i responsabili di una serie di attentati contro obiettivi istituzionali commessi tra il 2017 e il 2019. Tra questi anche l'ordigno del 13 ottobre 2018, che vediamo in queste immagini, davanti alla sede della Lega di Ala, provincia di Trento, dove sarebbe dovuto andare Matteo Salvini. Le indagini contro quella che viene ritenuta dagli investigatori un'organizzazione terroristica di matrice anarchica sono state condotte dalla ROS, dei Carabinieri, dalla Digos di Trento e dall'antiterrorismo. Assieme agli arresti sono scattate una serie di perquisizioni sia nelle abitazioni degli indagati
sia di una serie di soggetti ritenuti vicini alla cellula anarchica. Dalla cronaca adesso alla questione autonomia, perché tra i varie battaglie contro l'autonomia di questi giorni c'è anche quella di una parte dei medici. Ha fatto scalpore la pubblicazione ieri in anteprima, che verrà resa pubblica nei prossimi giorni, di un manifesto dell'ordine dei medici e dei chirurghi di Bari, con una donna con il tricolore malata che chiede appunto che non ci sia il regionalismo differenziato, altrimenti le altre regioni verranno abbandonate. Anche di questo si è parlato ieri, ovviamente degli attacchi all'autonomia a Ring. Allora vediamo come hanno commentato questo manifesto shock il presidente di Confindustria Venezia Rovigo Marinesi, che peraltro ha parlato di un suo caso personale, ma anche il segretario regionale della Lega D'Arè. Sentiamo. Questo l'avete visto, è la pubblicità che ci sarà nei prossimi giorni, mi pare dal 19, in Puglia in particolar modo, firma dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bari. Il presidente di quest'ordine è il presidente nazionale, tra l'altro. No a un regionalismo che divide, c'è questa scritta forte: Italia non abbandonarci, vogliamo la sanità uguale per tutti, la salute è un diritto di tutti, e c'è questa donna avvolta nel tricolore che ha una malattia invalidante, e qui dicono... No, ma guarda, se diventate autonomi, noi siamo abbandonati. Noi abbiamo provato a contattare questo presidente. Io racconto una cosa e gliela raccontiamo anche al presidente dei medici chirurgi. Purtroppo mia madre, mentre ero all'estero, è caduta e si è rotto un braccio, anzi l'omero, e deve essere operata. Lei vive a Palermo ed è stata ricoverata a Palermo, adesso è ricoverata al Policlinico di Palermo, in corsia. Lei oggi è abbandonata in un corridoio perché non si riescono a trovare un letto. Una clinica privata non ha la rianimazione, non c'è una clinica privata in tutta la Sicilia che abbia una rianimazione, perciò deve essere per forza ricoverata al Policlinico. E io ho mia madre, domani parto per Palermo, ricoverata perché dopo domani mattina la operano, è una settimana in un corridoio con una signora e con me e con mio fratello che facciamo la sponda. Questa è una sanità uguale per tutti? Chi vorrebbe? E io non riesco a trasferire mia madre da nessuna parte. Dovrebbe portarla in un'altra regione. Non è trasportabile. Certo, in quelle condizioni. Io in questo momento... Però lei dice non è colpa, mi fai vedere Toni, cioè di questo posto, non è colpa dell'autonomia eventuale di Veneto, no, questa è una situazione fotografica di questi giorni, di adesso e di domani mattina e di dopodomani che vivrò sulla mia pelle, dove mia madre che vive a Palermo oggi è abbandonata in una in un ospedale in corsia. Cosa risponde? Rispondo che questi sono i cartelli che dividono. Non è l'autonomia che divide, è questa politica che viene fatta in questa regione. Italia non abbandonarci, ma da quando? A proposito di sanità, intanto ancora una vittima dell'influenza in Veneto, a perdere la vita una donna di 50 anni ricoverata all'ospedale di Conegliano. Non ce l'ha fatta, il suo fisico duramente provato dalla lotta contro un tumore non è riuscito a superare l'influenza. È morta così all'ospedale di Conegliano una donna di 50 anni ricoverata da giorni nel reparto di terapia intensiva dopo essere stata contagiata dal virus influenzale. È la terza vittima dell'influenza nella Marca di quest'inverno, l'11ª in Veneto, e se il picco dell'epidemia è stato raggiunto la scorsa settimana, non è detto che il peggio sia passato. L'influenza di tipo B, infatti, deve ancora arrivare ed il timore è che se questo ceppo dovesse diffondersi si potrebbe verificare un secondo picco dell'epidemia. Al momento comunque a far paura è soprattutto il virus AH1N1, il cosiddetto virus della suina che tante vittime causò nella pandemia del 2009. Nel territorio dell'ULSS 2 della Marca ci sono diverse persone tuttora ricoverate in condizioni gravi nelle rianimazioni degli ospedali trevigiani a causa delle complicanze dell'influenza. Adesso tra Caorle e Concordia Sagittaria per la tragedia che abbiamo raccontato ieri, il pescatore rimasto folgorato per aver toccato con la canna da pesca i fili della media tensione, il cordoglio Concordia Sagittaria dove era originaria la vittima di questa tragedia. Tiziana Bolognani.
Buongiorno a voi. Concordia Sagittaria si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alcide Geretto, l'uomo di 69 anni folgorato da una scarica elettrica mentre era a pesca a Valle Vecchia di Caorle nella zona della Brussa. Una disattenzione fatale secondo gli inquirenti che hanno ricostruito la dinamica della tragedia. Pare che l'anziano, armato della sua inseparabile canna da pesca, stesse camminando verso riva e non si sarebbe accorto dei cavi della media tensione. La vicinanza della sua canna in fibra di carbonio lunga quasi 9 metri avrebbe attirato una scarica elettrica risultata fatale. Il nome di Alcide Geretto era balzato agli onori della cronaca negli anni scorsi perché coinvolto in 2 rapine che l'uomo aveva messo a segno per pagarsi il vizio al gioco delle slot dopo avere dilapidato i risparmi di una vita guadagnati lavorando all'estero. Oltre alla moglie, l'uomo lascia 2 figli. È tutto. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso un 65enne veneziano ricoverato in gravi condizioni, coinvolto in un incidente in bicicletta sui Colli Euganei. Un uomo ricoverato in gravi condizioni e un secondo ferito lieve, il bilancio di un incidente tra 2 ciclisti che stavano percorrendo un sentiero sterrato in discesa in località Castelnuovo a Teolo. Sul posto è intervenuta la polizia locale per eseguire i rilievi ed appurare la dinamica dell'incidente. Un ciclista 56enne del Ferrarese che ha lanciato per primo l'allarme se l'è cavata con qualche escoriazione. Serie invece le condizioni di un 65enne di Pegolotte di Cona, imbarrellato e trasportato al pronto soccorso di Padova, dove è stato ricoverato in codice rosso. Al momento la prognosi rimane riservata. Adesso per tornare a parlare della conferenza stampa in corso a Venezia sul blitz anticamorra, 50 arrestati, vi faccio vedere un video che si trova sul sito della Nuova di Venezia e Mestre, un video che racconta delle perquisizioni, eccolo qui, delle perquisizioni di questa mattina nel municipio di Eraclea. Lo ricordo, è stato arrestato il sindaco di Eraclea, Mirko Mestre, ecco le immagini. L'auto sia della Guardia di Finanza che della Polizia, e ovviamente in paese in questo momento non si sta parlando d'altro che di quanto avvenuto, anche per quello che potrà accadere per l'amministrazione di Eraclea. Mirko Mestre, avvocato, 43 anni, che è stato arrestato, prelevato dalla sua abitazione ed è stato arrestato nel blitz anti-camorra, lo ricordiamo, era stato eletto nel maggio del 2016 con una lista di centro-destra. Adesso per parlare di navi, a Roma è oggi il giorno del vertice sulle grandi navi per capire come portare le grandi navi fuori dalla laguna con l'ipotesi dello scavo del canale Vittorio Emanuele. C'è questo vertice alla quale è stato chiamato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro insieme al ministro Toninelli. Appunto, allora da oggi cercheremo di capire quale sarà la svolta per le grandi navi a Venezia proprio da questo vertice. Adesso qualche istante di pubblicità, poi ancora la prima edizione del nostro telegiornale. Eccoci in studio in diretta a Padova per parlare della Rinascente, chiusa ormai da domenica, un vero e proprio cattedrale nel deserto in centro a Padova. Chiusa con un giorno d'anticipo, le dipendenti della Rinascente sono state avvisate con una telefonata di non presentarsi più al lavoro, vedendo sfumare così il pagamento anche dell'ultimo festivo. Le saracinesche abbassate, cala il sipario sulla Rinascente, l'ultimo atto, la chiusura ufficiale di questo stabile che si erge in centro a Padova e che ora rimarrà vuoto. C'è ancora chi si ferma incuriosito, incredulo alla vista del cartello di chiusura, dietro le facciate tappezzate, gli ultimi portaabiti, le casse spente, gli scaffali vuoti e le storie dei 38 dipendenti e 25 addetti che non hanno più un lavoro. L'accordo sindacale firmato in regione prevede che riceveranno dalle 12 alle 18 mensilità. Se tutto va come vorremmo, con l'outplacement che adesso loro hanno, dovrebbero essere ricollocate già nei prossimi mesi. Se non dovesse funzionare, ovviamente noi manteniamo l'impegno di sederci al tavolo con i nuovi marchi che subentrano per chiedere che siano assorbiti gli esuberi che non hanno trovato ricollocamento nel frattempo. Dopo 20 anni di presenza in città, la Rinascente era diventato un luogo dove i padovani si davano appuntamento. Ora il grande stabile dovrà subire lavori di sistemazione interna. Entro fine d'anno il palazzo di Piazza Garibaldi potrà
potrebbe trovare nuovi inquilini, ma ancora non c'è nulla di certo. Noi abbiamo tutto l'interesse a far sì che non rimanga uno spazio vuoto e in disuso in centro. Al tempo stesso la proprietà ha tutto l'interesse a incamerare l'affitto, quindi stiamo lavorando tutti per fare prima possibile. Ci sono però dei lavori abbastanza importanti perché viene ristrutturato un po' l'interno dell'immobile, per cui sì, dovremo avere pazienza per diversi mesi. E adesso parla per la prima volta in video Manuel Bortuzzo, il 19enne rimasto paralizzato dopo lo sparo a Roma e ora nella clinica per la riabilitazione. Un altro messaggio di speranza. Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, come potete vedere sto sempre meglio, sono appena arrivato in quello che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Qua sono al Santa Lucia, il nuovo centro di riabilitazione, qui a Roma, dove rimarrò per un bel po'. E niente, sono contento, sto bene e volevo semplicemente ringraziare quelle persone fantastiche che lavorano presso l'ospedale San Camillo di Roma, che veramente tra medici e infermieri mi hanno dato una mano non solo fisica ma anche proprio morale, non da poco, e tutta la squadra della federazione che ha contribuito a rendere questo mio percorso migliore. E niente, adesso io sono qua, non vedo l'ora di darò tutto quello che ho per tornare tra di voi il prima possibile, perché veramente qua ci voglio rimanere poco. E niente, poi ci aggiorniamo sui social. Grazie di tutto il supporto che mi state dando. Io anche se non riesco a rispondere a tutti quanti, giuro che leggo tutto e ogni giorno sono col sorriso stampato in faccia per tutto il supporto che mi date. E niente, un abbraccio fortissimo a tutti quanti. A presto e niente, adesso si inizia l'allenamento. Queste le parole di Manuel Bortuzzo. Allora vediamo se si riesce a... ecco, questa è la diretta in questo momento della conferenza stampa che c'è in procura a Venezia. Sentiamo... Se non ci fosse stata l'intelligenza dell'analisi, della valutazione, la capacità poi di mettere insieme tutto il materiale e riversarlo poi in un unico contenitore che ha consentito la costruzione di un reato di associazione mafiosa che veniva attuato oramai da anni sul territorio. Numerose sono le ordinanze di custodia, 32 per associazione mafiosa, 4 per concorso esterno in associazione mafiosa. Numerose poi sono le contestazioni, come dicevo, di estorsione aggravata. Tutto questo è il risultato di un lavoro di squadra, un lavoro di grandissima importanza, di cui deve darsi atto alla capacità professionale dei magistrati della procura distrettuale di Venezia, del suo procuratore, e ai membri della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che ringrazio per l'altissima specializzazione e per la condivisione che hanno portato avanti questo il metodo di lavoro che la Direzione Nazionale da tempo propugna e lo strumento attraverso il quale possono essere conseguiti questi risultati. Grazie. Sì, farò voce alta, sarò rapidissimo. Oggi è una giornata che rimarrà memorabile, come accennava prima il procuratore Ierchi. A memoria non si ricorda l'imponenza di un'azione investigativa che si è riverberata con effetti sul territorio veneto di questa portata concernente criminalità organizzata legata alla camorra. È una giornata memorabile, oggi lo Stato vince, oggi vince la squadra e noi tutti siamo orgogliosi di tutto questo. Se mi permettete, poi chiaramente io, in qualità di comandante del servizio centrale, tengo a sottolineare un argomento che già il procuratore nazionale ha delineato. L'infiltrazione del crimine organizzato in questi territori sostanzialmente avviene nell'economia con tutta una serie di azioni anche sofisticate, particolari, che ne costituiscono qui l'essenza, la natura. Nel caso specifico vi sono anche episodi che sono strettamente legati ad azioni prettamente militari, aggressive, efferate, sicuramente, ma c'è un sottobosco, c'è una linea di azione silente che è pervasiva, che è assolutamente inquinante e che ha
una grossa forza, nessuno se ne accorge. Qui noi diamo la chiara attestazione che la forza dello Stato riesce a dare una risposta concreta, è riuscita a dare una risposta concreta in questo contesto. Non a caso questa organizzazione si è ha fiorentemente acquisito enormi mole di ricchezze anche a mezzo di false fatturazioni che vengono utilizzate per tutta una serie di azioni di carattere criminale. E qui entra in gioco quindi anche la grande qualificazione della Guardia di Finanza quale corpo di polizia economico-finanziaria. E qui entra in gioco l'enorme sinergia che un corpo di polizia economico-finanziaria ha avuto con il corpo della Polizia di Stato. Quindi potrei apparire immodesto, ma senza dubbio questa attività investigativa è un'azione mirabile, è un'azione importantissima che ha denotato la chiara possibilità per noi che mettiamo le nostre forze in campo a poter riuscire degli obiettivi che possono essere degli obiettivi, potrebbero sembrare degli obiettivi difficili da raggiungere, ma che si riescono a raggiungere con la tenacia, con la professionalità, con il sacrificio che i nostri uomini e donne ripongono tutti i giorni dietro e con la mirabile Queste dunque le parole, se avete sentito, degli inquirenti, prima le parole del procuratore nazionale antimafia Ernesto Cafiero De Rao e l'importanza di questa operazione davvero imponente con le forze dell'ordine che dicono siamo riusciti a far squadra e siamo riusciti a colpire una parte importante della malavita organizzata. Ovviamente tutti i dettagli e poi questa sera nel corso dei nostri telegiornali. L'appello adesso a Piazzola sul Brenta di una mamma per il suo piccolo Giovanni. Aiutateci a realizzare questo sogno di nostro figlio di poter correre come tutti gli altri bambini con le sue gambe, di poter appoggiare entrambi i piedi a terra e di poter piegare il suo ginocchio, e questa cosa sarà possibile solo grazie a voi e all'intervento che potrà fare solo in America. Quasi con timidezza questa mamma, Erika Molinarolo, lancia un appello per il suo bambino. Giovanni, poco più di 2 anni e tanta voglia di conoscere il mondo, vispo e intraprendente, è nato con una malformazione alla gamba destra, emimelia tibiale, anomalia congenita rara che non gli fa piegare il ginocchio, lo costringe a utilizzare una scarpa apposita con alzata per compensare la differenza di lunghezza tra i 2 arti. Serve una costosissima operazione, i genitori del bimbo stanno cercando disperatamente aiuto per poter affrontare l'intervento. Siamo attorno ai 400.000 euro. L'intervento dovrà essere fatto solo ed esclusivamente in America, in Florida. Siamo qua appunto a chiedere un intervento indispensabile per Giovanni, perché se no qual è l'alternativa? L'alternativa è l'amputazione. Erika non intende accettare l'amputazione dell'arto di Giovanni. Siamo partiti a settembre, abbiamo aperto una pagina su GoFundMe che si chiama Diamo il meglio a Giovanni, dove abbiamo iniziato a ricevere qualche donazione. Poi ci siamo rivolti al comune di Piazzola sul Brenta e abbiamo chiesto aiuto al sindaco che ci ha aperto le braccia, ci è venuto incontro, abbiamo creato un comitato che si chiama sempre Diamo il meglio a Giovanni. Addirittura Tiziano Ferro ha dato il suo contributo e poi un panettiere dell'Alta, sentite che ha fatto. Ci ha proposto di creare una linea di biscotti apposta per nostro figlio. Si chiamano appunto i biscotti di Gio, il cui ricavato, ci tenevo a sottolineare, va totalmente a Giovanni. E devono essere proprio buoni, Giovanni li apprezza di sicuro, guardatelo con la sua inseparabile sorellina Miriam. Quando è che dovrebbero iniziare gli interventi? Il prima possibile, perché c'è appunto questo rischio che a livello di cartilagine si ossifichi il tutto. Quindi ora è una corsa contro il tempo. Erika ci ha lasciato un numero di IBAN dove poter versare un contributo. C'è davvero il bisogno di tutti. Noi non ci fermeremo finché non riusciamo a portare il nostro figlio ad avere la sua gamba, non dico perfetta perché purtroppo la malformazione c'è e non avrà mai una gamba perfetta, però più perfetta possibile.
È tutto per questa prima edizione, grazie per averci seguito, adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Nel dettaglio sul Veneto prosegue un tempo asciutto e stabile. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime oscillanti tra i 0 e 3 gradi, massime comprese tra i 7 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà nuvoloso con qualche velatura a carattere sparso dalle Alpi alla costa, spesso anche persistenti durante l'arco della giornata. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i 2 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 9 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'anticiclone. Infatti avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature minime comprese tra i -1 e -3 gradi, massime oscillanti tra i 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.